7ª edizione del Festival Veneto del Baccalà. Siamo qui ospiti alla meravigliosa e storica trattoria Al Ponte, a Lusia, in provincia di Rovigo, e sono in compagnia del presidente del Festival del Baccalà, Luca Padovani, e della produttrice che oggi ha deliziato i palati di tutti i presenti, Elisa Di Levanzo della cantina Maeli. Diamo ovviamente l'inizio a questa intervista con Luca Padovani, col presidente. Ci racconti un attimo cosa vi aspettate da questa edizione? Sappiamo che le altre 6 erano veramente molto seguite, ma questa com'è? Abbiamo avuto una grandissima soddisfazione perché sono aumentati i partecipanti, è aumentato il livello di gioventù, quindi abbiamo un sacco di giovani che sono bravissimi, sono accaniti, sono straordinari, è veramente molto bello. E tra l'altro avremo modo di poter verificare le nuove filosofie di cucina, perché la cucina dei giovani è profondamente diversa da quella dei meno giovani, perché non sono i vecchi, ci sono solo i meno giovani, diversamente giovani, sono tutte queste formule. Questo è un bellissimo messaggio, un messaggio che possiamo anche collegare col vino, al mondo che noi seguiamo, alla sommelierie. Siamo con Elisa Di Levanzo, una donna che è stata premiata per un suo vino, il Moscato Giallo, anche a livello europeo. Quindi chiediamo ad Elisa cosa pensi dell'abbinamento Moscato Giallo Maeli con Baccalà. Allora, Moscato Giallo, Baccalà secondo me è sempre un abbinamento vincente, da sempre abbino appunto la versione dello spumante dolce, caratterizzato dalla dolcezza iniziale ma anche da una bella sapidità, con il baccalà mantecato, perché ci sono proprio i presupposti per fare questo abbinamento. La cremosità del baccalà viene spesso sgrassata dalla bollicina del fior d'arancio, che all'inizio è dolce ma alla fine proprio con questa sua scia molto sapida va a creare, per così dire, a chiudere il cerchio, quindi incontra la sapidità del baccalà. Poi questa sera noi abbiamo usato, perché abbiamo anche addirittura proposto il fior d'arancio nella versione cocktail, quindi abbinato ad una, chiamiamola così, spremuta di zucca, di zenzero, di gin, visto che ai giovani piace, abbiamo creato un cocktail diverso per incontrare proprio queste versioni di baccalà che sono servite questa sera. Ecco, quindi un festival del baccalà che parte dal baccalà, un prodotto della nostra tradizione, lo rivisita, lo rende qualcosa di giovane, concreto, creativo e che va oltre, sempre più oltre. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie. Grazie a voi.